Una splendida giornata di sole ha accolto le migliaia di penne nere giunte da tutta Italia, anche a bordo del treno storico partito da Treviso a Gemona del Friuli, che hanno prestato servizio nel glorioso battaglione alpini che porta il nome di questa città in occasione del 10° raduno. Un segnale di attaccamento che il tempo non cancella, ulteriormente plasmato nei giorni che colpirono il Friuli nel tragico sisma del 1976. Sicuramente il battaglione Gemona, il nome porta in sé anche la nostra città e quindi siamo veramente orgogliosi di ospitarli nella 10ª edizione. Gli alpini noi non potremo mai dimenticarli né per quello che hanno fatto e continuano a fare per la patria, né soprattutto per quello che hanno fatto nell'esperienza del terremoto del 76, dove pur loro già colpiti nella caserma Goi Pantanali, dal crollo di alcune caserme, nonostante le vittime in casa sono subito intervenuti per la soccorrere la popolazione e oltre alla fase dell'emergenza anche intervenire con i cantieri successivamente. Dalla tragedia dell'Orcolate è nata quella fratellanza e spirito di appartenenza che unisce gli alpini al Friuli. Molti chiedono il ripristino della leva obbligatoria. Alpini significa anche corpo di pace, in chiave moderna per trasmettere alle nuove generazioni il passaggio del testimone che tiene viva la fiamma. Avevamo conosciuto fino a un anno fa un periodo di pace molto lungo e ci eravamo abituati a quel periodo di pace che oggi invece vediamo essere quasi un lontano ricordo. Credo che la riflessione in tal senso vada fatta sia per continuare nell'addestramento di un corpo specializzato, sia anche e soprattutto perché comunque il servizio di leva, magari non di quella durata, però credo che i nostri giovani possa anche far bene. Personalmente l'ho fatto, è stata un'esperienza meravigliosa che ricorderò sempre e credo che ho imparato tanto da quel momento. Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balsa,